E quindi in questo momento per me Jesus è la soluzione migliore per noi, ne sono convinto, ne sono sicuro al 100%. Sì, si è toccato il naso, cominciamo. Sono fuori tempo le notizie di mercato che stanno uscendo. Potevano uscire ieri, facevamo un video interessante ieri e oggi la conferenza, perché la conferenza ovviamente è la priorità. Però la notizia di mercato si può infilare nella conferenza. Benvenuto Pasquale Di Bisceglie 100 e a tutti i centinaia e centinaia di iscritti che stanno accorrendo sul canale. Questo è il contenuto che noi aspettiamo con più ansia, perché almeno tastiamo il polso del mister e penso che possiamo lasciare un like, perché il mister l'ho visto un po' più sereno, ha ricevuto più o meno le stesse domande solide eccetera eccetera, però le ha sviluppate in maniera più serena. E per quanto riguarda JJ, ovviamente tra linguaggio del corpo, il tipo di risposta, andiamo a capire bene, perché ci spostiamo. Questa è la foto dell'altra volta, ma voi state sempre, lui è sempre lui, però sta più sereno, l'ho visto rispondere con più tranquillità. E la prima domanda è sulle scorciatoie. Lei ha detto che non ci sono scorciatoie, la domanda è per arrivare a cosa, insomma, per farlo sbottonare l'obiettivo. Ragazzi, si parla se il Napoli sta facendo obiettivo Champions o obiettivo scudetto alla fine, che si voglia dire o no, e Conte dice per arrivare all'obiettivo, e poi parla proprio per arrivare al successo. Poi uno può anche dire alla fine della fiera per noi è un successo arrivare in Europa, però fondamentalmente noi sappiamo che lui gli vengono i pruriti se arriva da secondo in poi, quindi è chiaro. Si può abbreviare il percorso con il lavoro, con tanto lavoro, però se poi si arriva al successo troppo presto con le scorciatoie può essere un successo effimero, un successo fuorviante. E questo è un discorso che si potrebbe ricollegare anche magari alla vittoria del Napoli, lo scudetto del Milan per esempio, che sono stati dei successi che però non hanno creato continuità sotto un certo punto di vista. Si ricollega a questa domanda, e quindi quanto valgono questi 35 punti? Valgono tanto. Io facevo questa riflessione con un gruppo che sembra quasi dire un gruppo che non ha 35 punti nelle gambe in 16 partite, però poi sviluppa bene, dice un gruppo che è cresciuto rispetto all'inizio, quindi è un po' come a dire io stesso non mi aspettavo tutti questi punti a questo punto della stagione con questo gruppo che ho conosciuto a inizio anno, poi il gruppo è cresciuto e allora è giusto probabilmente spingere sull'acceleratore e non lasciare niente per strada. Poi utilizza la frase che dico sempre io non dico che Conte si guardi i video, ma come guarda un po', ecco Spalletti è così, ecco dice proprio si può inciampare, dice proprio può capitare l'inciampo, però dopo l'inciampo uno deve reagire eccetera. Perché arriva la domanda su buongiorno, e buongiorno, se si parte proprio buongiorno Conte, ci faccia sapere di buongiorno, e Conte va diretto. Non è possibilista, dice proprio Juan Jesus, io mi fido di Juan Jesus, si è sempre allenato bene, è una soluzione scontata anche perché il difensore di sinistra pure mancino così, che si è allenato bene, difensore esperto, gode della mia fiducia, io ci ho parlato, quindi c'è anche quello che si stabilisce in fase di preparazione della stagione, no? Arriva buongiorno, Juan Jesus è capace che ti chiede, dice io che fine faccio? Mi vuoi utilizzare terzino? Mi vuoi utilizzare con buongiorno al centro? Mi vuoi utilizzare braccetto? Sono discorsi che si fanno tra allenatore e squadra, quindi nel momento in cui si stabilisce che la difesa sarà a 4, Conte dice a Juan Jesus sei il mio carro armato, questo che me lo chiami? Questo è un gioiello di meccanica. Ma dimmi una cosa, ma ragioniamo, ma mezza capi, antipatiche solo a me, io antipatica pure. È antipatico anche a me, ma a me voi mi erano simpatici. Dice buongiorno, e nel momento del buongiorno non si può inventare Oliveira adattato e deve far giocare Juan Jesus, che piaccia o no perché poi molto spesso noi abbiamo sentito a inizio stagione se Conte è così ci dobbiamo fidare di Conte, pure adesso vi dovete fidare di Conte che ha deciso che è Juan Jesus così. Poi la riflessione diventa più profonda quando gli chiedono di Rafa Marin, e ci arriviamo. Poi gli si chiede di Kvara e Kvara verrà convocato, partirà con la squadra, si è allenato ieri, quindi il recupero
che avevamo detto ieri effettivo c'è, però ha fatto un allenamento, quindi non lo immaginiamo mai titolare, e non so nemmeno, deve succedere proprio una situazione di grave bisogno di recuperare magari la partita per vederlo in campo, quindi speriamo che Kvara si viene a fare il viaggio abbracciato con Gong, che si fanno le cose loro, che si divertono, veramente ve lo dico con tutto il cuore, speriamo che non ci sarà bisogno di Kvara. E poi parla anche di Neres, dice che è cresciuto moltissimo rispetto all'inizio, è meno passivo, ed è una soluzione che io ho sia a destra che a sinistra. Vedete come nel linguaggio adesso Conte è più possibilista, non è più netto, è stato netto con Rafa Marin, però è un po' più possibilista, lo sarà anche col modulo dopo, quindi sia a destra che a sinistra, perché poi ti torna a Kvara e puoi mettere in discussione anche Politano, è giusto, non è che mettiamo in discussione solo Kvara, mettiamo in discussione anche Politano. Poi la domanda un pochino piccante del credo fosse Manuel Parlato, che dice: ma Amir e Juan Jesus sono i titolari dell'anno scorso, e già messa così tu dici allora 4-3, 4-3, 4-3, 10° posto, perché poi alla fine. Però Conte secondo me risponde bene qua. Prima di tutto dice: io non parlo del passato, cioè non posso dirvi adesso quella difesa non funzionava perché sparlare dei 3 allenatori precedenti o della situazione precedente. Non parliamo del passato, semplicemente le 2 fasi devono essere fatte di squadra. Quindi non è che Amir JJ significa prendere gol per forza, o se la difesa fa bene è perché i 2 centrali sono forti e il portiere sono forte, è tutta la squadra che deve difendere, cosa che evidentemente non è stata fatta l'anno scorso. Nella riflessione generale dell'anno scorso, ve lo ricordate, alla fine c'era un po' di individualismo, la risolvo io, non ci diamo una mano, ognuno per i fatti suoi. Questo è successo l'anno scorso. Il mercato di gennaio, cosa si aspetta dal mercato di gennaio? È sempre difficile parlarne, il mercato di gennaio, eccetera eccetera. Questo gruppo, tutto il gruppo, ha contribuito a questi 35 punti, quindi godono della massima fiducia. È un gruppo con cui posso andare in guerra, la guerra sempre sportiva ovviamente. Sì, ci saranno delle opportunità credibili, dice Conte, proprio Conte dice opportunità credibili, perché poi si leggono tante cose, per esempio, non lo so, Rashford, no? Si leggono tante cose e dice sono poco credibili. Invece se ci sono delle opportunità credibili, il Napoli potrebbe farle, ma con me oggi il mercato si chiude, nel senso, non dice il mercato è chiuso, ma dice non lo chiedete più a me, se lo dovete chiedere a Mann, gli potete fare quelle domande e poi non lo possono fare loro, lo può fare DAZN magari in prepartita, domanda a Mann e Mann risponderà se ci sono delle opportunità credibili, uguale. Però mettiamocela dentro questa cosa, si parla di Asa, un centrocampista che poi gioca anche a destra, del 2004 se non sbaglio, che gioca nel Lecce, che però nasce nella Juventus Next Gen, insomma le giovanili della Juventus, quindi un ragazzino di Manna che lui conosce molto bene. E si parla, adesso è stato rimbalzato da Moretto, è stato rimbalzato da Di Marzio, si parla di un'operazione da 500-800 mila euro, quindi poca roba, quindi opportunità credibile che il Napoli può prendere. È un under, quindi si può fare, si parla di interessamento, Zerbin, Rafa Marin, vediamo se possono uscire qualcuno di questi qua, però stiamo parlando di un centrocampista. Quindi va bene, se poi è un centrocampista offensivo, io chi l'ha visto mai, però ne parlano bene quelli là che hanno seguito la Juventus delle giovanili. Si potrebbe pensare, e Di Marzio ci dice, che questa operazione potrebbe coinvolgere poi il Bari, cioè lo prendi, poi lo giri al Bari e dal Bari ti prendi a un altro, e si stava parlando di una fotografia di Asa piccolino, ma proprio piccolino, proprio la faccio vedere, ecco, di Dorval dal Bari, che però è un altro che dovrebbe giocare terzino, quindi potrebbe essere questo tutto il giro delle cose, dai uno al Bari, ti prendi questo qua, quindi puoi liberare poi Zerbini, insomma tutta una serie di cose, ma non stiamo parlando di Rashford. Quindi le opportunità credibili, e andiamo poi a capire che partita domani, che partita ci sarà. Marassi, il classico stadio inglese con gli spalti vicini eccetera eccetera. Io ci aggiungo con le telecamere strane, perché poi da Marassi si vede strano il campo. Dobbiamo collaborare tra di noi, come è successo ad Udine, che in caso di cazzotto poi tutti insieme si dà un altro cazzotto e non ci si abbatte e si riprende. E poi si chiede proprio di Marin, dice lei ci ha detto che doveva crescere anche in fase di impostazione, è cresciuto? Perché poi la domanda è questa.
E qui il ragazzo, già lo chiami il ragazzo, e non dice Juan Jesus, non dice Rafa Marin, dice proprio il ragazzo, cioè lui, Conte lo considera un ragazzo, il ragazzo sta lavorando, ma io li vedo tutti i giorni, e se faccio una scelta è perché ritengo sia la scelta migliore per noi. Poi uno mi viene a chiedere perché gioca quello e perché non gioco io, la mia risposta è perché io voglio vincere. Signori, signore, amici, amiche, ragazzini che ascolta, io perché dico sempre signori? Perché già so che il mio pubblico è un pubblico un po' più adulto, poi ci sono le nuove leve che mi danno soddisfazione. Guagliù, è più chiaro di così, che vi deve dire Conte? Marin non è pronto, lui è convinto, è convintissimo che se mette Marin rischia la pellecchia che ti fa perdere la partita. Io voglio vincere, quindi io scelgo quello la migliore, che mi dà meno difficoltà. In questo momento la scelta di Conte tra Marin e Juan Jesus è Juan Jesus. Poi si può chiedere, come vi ho detto nel video di ieri, tra Juan Jesus e Spinazzola, chi ti fidi di più? Evidentemente si fida di più di Juan Jesus anche di Spinazzola, perché tu avresti potuto mettere Spinazzola a sinistra e spostare Olivera al centro. Non si fida di questa situazione qua, si è fidata della situazione tra virgolette più logica a livello proprio di campo. C'hai il difensore centrale Mancino e metti quello al posto di Buongiorno. Speriamo che ci va tutto bene, speriamo che ci vada tutto bene, perché onestamente come l'errore lo fa Marin, così lo può fare anche Juan Jesus. Juan Jesus ha dalla sua l'esperienza, ma anche un'età avanzata che magari ti rende i riflessi non brillanti come un tempo, e quindi magari a livello di riflessi un Rafa Marin avrebbe potuto fare meglio, in teoria sulla carta, e lo sappiamo, però poi magari a volte per un allenatore l'esperienza è più importante, il non andare in panico, la scelta, il non fare un rigore. Lui li vede in allenamento e magari Marin è un pazzo che entra nelle gambe e non si mantiene e ti fa un rigore stupido e rischi la partita così, e ci dobbiamo compenetrare. Quindi la frase è un po' tranciante, si deve dire, perché se tu dici a uno io non ti faccio giocare perché io voglio vincere, è come aver detto io con te perdo, e quindi non la vedo una cosa. Poi magari cresce tantissimo Rafa Marin, però non lo vedo il difensore del Real Madrid. Che colpo che abbiamo fatto onestamente finora. Poi si chiede di Lukaku, Simeone, la crescita, il papà, la cultura del lavoro, è cresciuto moltissimo anche rispetto all'anno scorso. Su Lukaku io voglio che stia più sereno, perché Lukaku vuole ripagare tutto l'affetto che ha ricevuto. E poi arriva la domanda sul cambio di modulo. Stavolta gli dicono proprio: ma perché non facciamo un bel cambio di modulo, passiamo al 3-5-2 così Lukaku sta meno solo. E qua Conte, Lukaku non è mai solo, basta andare a rivedersi la partita. Amici, che bello, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Quando io vi faccio vedere gli screenshot e vi faccio vedere il numero di giocatori che vanno a riempire l'area e vanno ad aiutare Lukaku quando parte un cross, io questo intendo. E Conte questo intende quando dice: vi dovete andare a rivedere la partita, altrimenti parlate di un calcio che noi non facciamo. Se si dice che il Napoli rifà solamente contropiede e ripartenze, dite un falso storico. Il Napoli ultimamente specialmente sta tenendo lui il pallone, sta facendo lui l'azione manovrata, poi possono funzionare, dobbiamo tirare di più, non arriviamo al tiro eccetera, tutte cose giustissime, ma non stiamo facendo difese e ripartenze, perché nelle ripartenze non siamo bravissimi. Dovete capirlo che non siamo fortissimi su questo, è troppo campo da fare. Di conseguenza andate a rivedervi le partite, altrimenti mosca, perché fate delle domande che lo possono fare arrabbiare. In questo caso lui oggi era talmente sereno che te lo dice tranquillamente, dice col sorriso, dice: ma è strano, io facevo sempre il 3-5-2, adesso mi chiedete voi di fare il 3-5-2 che è un modulo più difensivo. Qua io ti ho detto, Conte, è un modulo più difensivo, dipende da come lo fai, e l'ha detto proprio Conte, perché se tu mandi i giocatori tanti in aria, e qualsiasi modulo può essere più offensivo. Quindi l'idea che due punte, cioè 3-5-2, le due punte, con le due punte sei più offensivo, è un falso storico, perché dipende da come lo accompagni queste due punte. Se le lasci isolate
non cambia niente. E vediamo l'Inter, ovviamente sempre la solita cosa, non arrivano solamente le 2 punte, anzi Inzaghi sta sfruttando le 2 punte in maniera completamente diversa. Lautaro sta più dietro, Lautaro non segnerà più perché non è vero, ma insomma sta segnando molto meno perché viene indietro e si porta via un uomo, e nel frattempo arrivano le ali, arrivano i braccetti, arrivano le mezze ali, e dai, è l'evoluzione del calcio. E chiude Conte secondo me con una bella stoccata ad Allegri, perché dice il calcio, qualcuno dice proprio che il calcio è semplice, ma non lo so, se lo studiate, se lo andate a vedere, magari diventa sì. E insomma è presto detto, Neres sì, Lukaku, Politano, Anghissalo, Bottico, McTominay, Olivera, buongiorno, lo leviamo e dal 4 passiamo al 5. Gioca Juan Jesus, non c'è dubbio, Rafa Marin fa le feline e tanto è. E tanto è, il Genoa ve ne ho parlato ieri, se vi siete persi il video di ieri andatevi a rivedere il video di ieri. La simulazione, insomma, speriamo che finisce in maniera diversa, ma va bene così. Ringrazio Conte per utilizzare i termini miei, non lo so perché fa così, e per essere un po' più sereno, nonostante tutte le situazioni circostanziali. Baldari e Lombardo in grande forma, la domanda intelligente, se sento proprio Martelletti da giudice della cassa integrazione, no, vabbè, no, da New York, Valerio Fluido e tutto, gioca Juan Jesus, brace yourself. Lasciare di una vita che non